Volontario accoltellato alla Caritas di Treviso, il migrante denunciato è lo stesso autore degli atti vandalici su una ventina di auto nel quartiere di Monigo 3 settimane fa. Avviata la procedura per l'espulsione, ma per il momento è a piede libero. Da stasera intanto il presidio delle forze dell'ordine, ma l'annunciata apertura della mensa della Caritas non c'è stata, previsto solo a Sporto. Don Bruno Baratto, dobbiamo ripensare la sicurezza per questa struttura. Zona rossa, un altro fine settimana di controlli in città, 2 gli allontanamenti, intanto il Comune approva l'implementazione della videosorveglianza. Colpito con 5 fendenti per aver difeso una ragazza schiaffeggiata dal compagno in strada, 36enne trevigiano ferito, è vivo per miracolo, racconta un amico. Nega ogni addebito e si dice pronto a spiegare tutto. A Padova l'interrogatorio del 37enne insegnante di religione trevigiano accusato di abusi su minorenni. Il suo avvocato racconta è molto provato. La rapina al cimitero di Chiarano, proseguono le indagini per dare un nome e un volto all'aggressore dell'87enne. Parla il figlio della vittima, Atto Vigliacco. Crisi Electrolux, Susegana vertice fra 28 sindaci dell'area Exuls 7. Fuori dal municipio molti lavoratori, il sindaco Montesel rappresenterà il territorio al tavolo delle trattative. Caso una bomber e polemiche dopo le parole di Ezio Zernar ieri a Ring. Questa sera nello studio di Avarino l'avvocato Maurizio Paniz, difensore di Zornitta. Annuncio shock del direttivo della società sportiva Condor di Treviso. Al termine della stagione si dimetterà tutto il direttivo. Attacco al comune. Presentato il programma del Treviso Pride 2026, il 20 giugno corteo lungo il centro storico, l'appello delle associazioni alle istituzioni a partire dal comune: sosteneteci. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, tanti fatti di cui dobbiamo darvi conto in questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Prima però il sondaggio di Ring, la trasmissione di Ferdinando Avarino che torna puntuale questa sera alle 20:45. Vi chiediamo revocare la cittadinanza agli stranieri che delinquono, se sì il numero è quello in verde, se no quello in rosso. Chiaramente sullo sfondo c'è il dibattito sugli italiani di seconda di seconda generazione e i fatti chiaramente di Modena del fine settimana. Ma adesso andiamo subito, immediatamente a Treviso, davanti alla sede della Caritas con la nostra Marta Marangon. Perché? Perché questa sera era prevista l'apertura del servizio mensa dopo i fatti della scorsa settimana, l'aggressione shock a un operatore, ma questa apertura non c'è stata. Cosa sta succedendo? Marta, buonasera. Sì, buonasera da via Venier a Treviso. Qui, come vedete alle mie spalle, staziona dalle 18 una pattuglia della polizia locale di Treviso, mentre le volanti della polizia sono passate più volte per controllare. Apertura del servizio mensa che c'è stata in maniera parziale, perché i locali della mensa sono rimasti chiusi, ma la direzione della Caritas ha deciso di fornire il pasto caldo alle persone, soprattutto senza fissa dimora, migranti, persone in difficoltà, il pasto caldo con dei sacchetti, con un pranzo al sacco praticamente, che è stato fornito. Qui alle mie spalle, dove c'è il cancello, era stato allestito un banchetto nel quale coloro che si erano presentati e prenotati questa mattina al centro d'ascolto hanno potuto ritirare il box appunto con la cena. Questo per il momento è quanto stato deciso. I controlli delle forze dell'ordine ci sono stati appunto con la polizia locale e con la polizia di Stato. Il perché di questa decisione ce lo spiega Don Bruno Baratto, che abbiamo intervistato poco fa. Sentiamo. Per il momento, come avete visto, si dà un sacchetto non di panini, ma di pasta, carne o quello che chiedono, e si prenotano la mattina al centro d'ascolto, o telefonando o venendo direttamente al centro d'ascolto. Oggi era la prima apertura, quindi hanno mangiato anche un certo numero di quelli che non hanno prenotato, ma tutti quanti hanno capito bene che si prenotano domani mattina. Ecco, quindi un pranzo diciamo al sacco per quanti giorni? Quando pensate di riaprire la mensa?
Non lo sappiamo, valuteremo. Per il momento è così. Gli altri servizi, Don Bruno, Doce e Per il resto? momento questo riusciamo a fare, non molto di più, perché dobbiamo tutelare la sicurezza degli operatori, dei volontari e anche degli stessi ospiti che non c'entrano assolutamente nulla con quello che è successo. Certamente tutta una serie di cose stanno cambiando. Da una 60ina di ospiti a cena un anno fa siamo arrivati oltre i 100 fino a un mese fa, e quindi questo già è qualcosa che chiede una riflessione, se non altro dal punto di vista logistico, ma non soltanto, perché chiaramente se raddoppi il numero crescono anche le difficoltà, che possono crescere le tensioni o altro. Il caso che è successo è il caso di una persona precisa, però le tensioni ci sono. Se questo è il tono che andrà avanti, stiamo appunto cercando di capire come riuscire a fare quello che facciamo secondo lo stile Caritas, con le difficoltà che sono nuove. Ecco, queste dunque le parole di Don Bruno Baratto. Questa è la decisione che è stata presa, quindi per un paio di sere ci sarà il passo da asporto, poi si vedrà. Intanto il servizio di ordine, di controllo da parte delle forze dell'ordine disposto dalla prefettura è stato garantito per altri 8 giorni. Anche questo quindi si vedrà, passati questi 8 giorni, che cosa verrà deciso. Potrebbe anche essere assoldato un servizio di vigilanza privata. Nel frattempo, sul fronte della cronaca c'è stato oggi un colpo di scena, perché il responsabile dell'accoltellamento del volontario, accoltellamento che lo ricorderete si è verificato lunedì della scorsa settimana, il responsabile è stato denunciato dalla polizia e verrà avviato all'espulsione, ma la novità proprio di queste ore è che questa persona è anche la responsabile degli atti vandalici che si sono verificati a fine aprile a Monigo. Ma sentiamo il servizio e poi restituisco la linea allo studio. È stato individuato dalla polizia l'autore del raid vandalico di Monigo lo scorso 28 aprile, una ventina di auto con le gomme squarciate ed un'altra completamente divorata dalle fiamme. Il presunto responsabile è il 29enne del Camerun, già denunciato a piede libero per l'accoltellamento di un volontario alla Caritas Tarvisina. Il colpo di scena nelle ultime ore, mentre in città continua il dibattito sull'accoglienza e su come tenere aperta la mensa della Caritas garantendo la sicurezza di operatori e ospiti. L'uomo è stato fermato a Fiera durante un'operazione di controllo del territorio e gli è stata notificata la denuncia per l'accoltellamento di lunedì scorso durante il servizio mensa alla Casa della Carità. Gravi indizi lo indicano dunque come il piromane di Monigo. Altri sospetti lo vedrebbero implicato pure negli incendi di alcune suppellettili dei migranti al Parc dal Negro a fine febbraio. L'uomo aveva in passato usufruito dei servizi della Caritas, ma era stato allontanato proprio per i suoi comportamenti. L'11 maggio si era ripresentato nella struttura di Via Veniere ed aveva ferito al volto con un coltello un 35enne moldavo volontario alla mensa, poi era scappato. Ora nei suoi confronti il questore di Treviso Alessandra Simone ha avviato il procedimento per il rifiuto del permesso di soggiorno, dato il suo coinvolgimento anche in altri episodi su cui è in corso attività di indagine. Al termine della procedura saranno immediatamente attivate anche le operazioni per il suo allontanamento dal territorio nazionale. L'episodio di Monigo aveva creato non poca apprensione tra i residenti. È la prima volta che succede ed è preoccupante perché per gli abitanti della zona, insomma. Quando sono arrivati i vigili del fuoco, loro intanto hanno spento il fuoco, hanno sventrato proprio perché c'erano le bombole lì dentro.
c'era sto rischio e da lì poi siamo risaliti al fatto che hanno tagliato una gomma a tutte le macchine qui dentro del vialetto fino in fondo là. Poi ci siamo accorti che hanno tagliato le gomme, una gomma alle macchine parcheggiate davanti. Il sindaco Conte sui social ha espresso soddisfazione per l'identificazione dell'uomo. Ora l'auspicio, scrive il Primo Cittadino, è che venga fatta giustizia. I nostri cittadini meritano di vivere serenamente senza dover fare i conti con persone che scelgono di delinquere e danneggiare beni pubblici e privati. Tra l'altro sul tema dell'accoglienza si è espresso nelle scorse ore il vescovo di Treviso. Sentiamolo. Io continuo a essere dell'opinione che non si tratta da tanto tempo più di emergenza, è una questione strutturale del nostro tempo. La gente si sposta, alcuni perché vogliono e perché togliere il diritto, altri perché davvero non possono vivere lì dove sono. Le condizioni della vita in certi luoghi del mondo sono veramente disumane. Tutti dobbiamo fare la nostra parte, non bisogna aspettare il momento della crisi acuta per poi palleggiare le responsabilità. Per quello che possiamo fare noi, la Caritas, la diocesi, noi contribuiamo in pieno perché le cose continuino. Perché poi quando tornerà il freddo alla fine della stagione calda i problemi si ripresenteranno uguali se non peggiori. Vogliamo essere pronti per dare tutte le risposte che siamo in grado di dare senza però arrivare lì e dire ops, non ci abbiamo pensato. Sempre i temi della sicurezza con un focus sulla zona rossa, un altro fine settimana di controlli in città, 2 i provvedimenti di allontanamento. Intanto il Comune di Treviso approva l'implementazione della videosorveglianza. 37enne nigeriano con precedenti per reati contro la persona se l'è presa con i controllori della MOM dopo essere stato sorpreso a bordo del bus con il biglietto non timbrato. Portato in questura dalla polizia è stato allontanato dalla zona rossa, così come un senegalese di 24 anni trovato in possesso di alcune dosi di hashish, sempre in Lungosile Mattei. In attesa di sapere se la prefettura deciderà per l'eventuale rinnovo dopo il 7 giugno della zona rossa a Treviso, sono proseguiti anche nell'ultimo fine settimana i controlli straordinari disposti dal questore. 600 le persone, 200 delle quali minorenni, identificate tra sabato e domenica nel centro di Treviso da Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale. Intanto sul fronte della sicurezza la Giunta Comunale ha approvato il nuovo piano di implementazione del sistema di videosorveglianza con un investimento di 260.000 euro. Parliamo di 22 nuove telecamere che verranno installate laddove i cittadini ci hanno segnalato le maggiori criticità e dopo esserci confrontati ovviamente con le forze dell'ordine. Tra le zone interessate dal potenziamento figurano Viale Nino Bixio, Via Cairoli, Via Pisa, Viale della Repubblica, Via San Pelaio, Via Castellana e Santa Bonavecchia. Previsti inoltre interventi nelle zone delle scuole Coletti, Mantegna e Serena e poi lungo Terraglio, Noalese ed il centro città tra Via Roma e Corso del Popolo. La cronaca ha rischiato la vita il 36enne di Moto di Livenza che a Bibbione è stato accoltellato da un 25enne dopo essere intervenuto a difesa di una ragazza schiaffeggiata in pubblico. Il trevigiano è ancora molto scosso, i suoi amici dicono sia stato un eroe. Purtroppo è molto provato dall'accaduto, oltre che fisicamente dai fendenti anche psicologicamente. Lui anche in questa circostanza si è dimostrato un ragazzo di grande cuore, un vero e proprio eroe. Non ha dubbi sulla natura di quel gesto Eric Anzanello, amico del 36enne di Motta di Livenza che a Bibbione non ha esitato nemmeno un secondo a prendere le difese di una ragazza in difficoltà, schiaffeggiata in strada dal compagno, un 25enne residente nel Vicentino. Siamo in via Puccini, il 36enne mottense sta cenando con alcuni amici, tutti reduci da un motoraduno nella vicina Lignano. Nessuno si volta dall'altra parte, il gruppo raggiunge la coppia, ma il 25enne anziché calmarsi diventa una furia e colpisce in particolare il trevigiano. 5 fendenti non indifferenti, so che è stato colpito anche alla testa, su una mano, quindi una colluttazione rapida ma feroce, chiamiamola così. L'aggressore scappa per presentarsi dai carabinieri il giorno dopo, mentre il 36enne resta ferito, insanguinato in strada. A fare la differenza potrebbe essere stata la giubba da moto. Chi ha permesso di salvarsi la vita, anche perché un fendente mi sembra che lo ha raggiunto poco sotto il cuore, quindi
l'epilogo poteva essere tragico. La mobilitazione ha riguardato anche il personale del locale dove i motociclisti stavano cenando, la pizzeria Bergamo. Anche qui nessuno si è tirato indietro, compreso il figlio della titolare. Sono arrivati sti ragazzi, avevano il sangue, li abbiamo recuperati, abbiamo cercato di tamponare, pensavo che fosse solo un piccolo taglio, che in effettiva non era piccolo, e l'ho portato in pronto soccorso. Solo in ospedale ci si rende conto pienamente che quelle 5 ferite, fortunatamente non letali, sono state provocate da un'arma da taglio. È stato miracolato, perché se non aveva qualcuno in più tra le parti credo che ci sia stato molto di più di quello che era. Quando vedi una ragazza che dice smettila o che chiama aiuto, cosa fai? Guardi? A questo punto Anzanello, consigliere comunale a Mansuè, chiede per l'amico un riconoscimento pubblico. Un premio che sarebbe meritatissimo per il suo coraggio, perché ha messo a repentaglio la sua vita per salvare la vita di questa ragazza, o perlomeno il pericolo di vita. Torniamo sulla rapina di domenica mattina al cimitero di Chiarano. Proseguono le indagini per dare un nome e un volto all'aggressore della 87enne. Parla ai nostri microfoni il figlio della vittima. È stato un atto vigliacco, dice: spero lo trovino perché non faccia male ad altri. E da figlio mi dà fastidio, perché sapere che una persona ha messo le mani addosso a tua mamma di quell'età e tutto il resto, insomma un atto del genere è una cosa fastidiosa. È chiaro che non possiamo fare niente, però oltretutto è stato anche un atto gratuito, perché una violenza gratuita, perché dopo che gli aveva già preso la borsa gli ha dato un secondo pugno sul fianco e l'ha rovesciata con la bicicletta, oltre al primo colpo in testa, che è una violenza che è gratuita, che non serviva a niente. Si poteva prendere la borsa che era sul cestino e se ne andava, insomma. È stato un atto un po' da vigliacchi. Un po' da vigliacchi, ecco, quello è un po' che dà fastidio, no? Sono ancora tanti gli interrogativi e i sentimenti tra i familiari più stretti dell'87enne aggredita e rapinata domenica in cimitero a Chiarano, con i carabinieri che continuano nelle ricerche di un uomo. L'anziana, sentita dai militari, non avrebbe dato dettagli decisivi. Sostanzialmente ha detto che era un ragazzotto con i capelli scuri, però poi oltre a quello non ha riconosciuto nessuno, non ha idea, insomma, chi può essere. Elementi utili potrebbero arrivare dalla videosorveglianza, mentre l'87enne sta reagendo con grande spirito. Adesso sta cominciando a sentire un po' le botte, perché i doloretti vengono dopo un giorno o due, però insomma sostanzialmente sta migliorando. Anche dal punto di vista mentale lei ha una buona tempra, insomma non è una che prende paura per poco. Per fortuna non si è buttata giù, ecco, tutto qua. L'importante ora per Renzo è fermare il rapinatore, perché nessuno possa rivivere l'incubo della madre. Spero solo che lo trovino, che non faccia malanni a altre persone, perché uno così sicuramente non è un'aggressione normale, ecco, è un'aggressione violenta inutile, ecco, per cui spero che lo trovino, solo perché non faccia del male a altra gente. Ormai quello che è successo, poche cose da fare, insomma. In tribunale a Padova questa mattina l'interrogatorio di Francesco Saviane, l'ex professore di religione trevigiano accusato di abusi su 7 minori. Lui è molto fiducioso di poter spiegare, è molto affranto per quello che si dice di lui e che si denuncia contro di lui. Si è dichiarato estraneo ai fatti, ha negato la sussistenza dei fatti. Ha risposto a tutte le domande del giudice e si è detto innocente, pronto a chiarire ogni fatto che gli viene contestato. Francesco Saviane, 37enne, trevigiano, ex professore di religione dell'Istituto Barbarigo di Padova, accusato di abusi sessuali nei confronti di 7 minorenni, davanti al giudice ha scelto di parlare. Ha parlato, ha raccontato qual è la sua versione dei fatti. E abbiamo cercato di spiegare ogni circostanza e adesso vediamo, il giudice ne deve prendere atto. Lui ha cominciato a cercare di spiegare che cosa gli sia stato contestato, cerca di spiegare come sono andati realmente i fatti e adesso è un primo contatto con l'autorità giudiziaria e adesso vedremo
come si svilupperanno le indagini e la difesa. Sono da poco passate le 11 quando l'auto di Saviane esce dalla parrocchia di San Lorenzo ad Albignasego. Si è recato da solo in tribunale per l'interrogatorio di garanzia durato poco più di mezz'ora. Mi è caduto il mondo addosso, ha detto al suo avvocato Ernesto De Toni, che lo descrive in difficoltà e provato al termine dell'udienza di convalida della misura cautelare. Lui rimane agli arresti domiciliari perché noi non abbiamo chiesto alcuna sostituzione né revoca della misura. Sulle modalità di attuazione della misura adesso vediamo. Al momento l'ex professore di religione resta ai domiciliari nella canonica della parrocchia di San Lorenzo ad Albignasego, una decisione che ha suscitato molte polemiche tra i cittadini. La stessa diocesi ha preso le distanze da questa scelta, ma presto il 37enne potrebbe essere trasferito in un altro domicilio. Abbiamo soltanto fatto presente che abbiamo la disponibilità di altri luoghi. Electrolux, nuovo vertice nel pomeriggio a Susegana. Noi non vogliamo essere neanche uno in meno di quello che siamo, vogliamo mantenere il posto per tutti e avere un futuro per tutti. Abbiamo la fortuna di avere anche molti giovani in fabbrica con noi, questi devono vedere lontano, devono avere la sicurezza di un posto di lavoro. Quindi intanto noi vi ringraziamo, vi terremo informati su quello che succederà, stateci vicino e sosteneteci. I lavoratori hanno atteso con pazienza la fine del vertice fra i 28 sindaci del comprensorio uniti per discutere della difficile situazione scoppiata dopo la decisione di Electrolux di arrivare a pesanti tagli ai dipendenti per lo stabilimento di Susegana, oltre a quello pordenonese di Porcia. Un taglio così netto di produzione e di dipendenti vuol dire che Electrolux non ha più intenzione di rimanere in Italia, investire in Italia e produrre elettrodomestici in Italia. Linea ferma quella dei sindaci che chiedono che un primo cittadino di questo territorio, in questo caso il sindaco Montesel, sieda al tavolo delle trattative. E lavoriamo per questi, lavoriamo perché il territorio dia una risposta potente al fatto che non, come diceva un collega sindaco, il territorio da questa industria deve essere abitato, non parcheggiato. E allora questo significa che dobbiamo mettere in piedi la filiera che controlli il sistema, il lavoro e l'occupazione del nostro territorio. Questo lo può fare solamente l'autorità prima di questo Paese attraverso i propri piani industriali. Un clima teso e preoccupato per la sorte dei dipendenti del colosso svedese. Quello che chiediamo all'azienda è questo, un tavolo che metta a disposizione un piano strutturale per il futuro che vede investimenti importanti come ce ne sono già stati fatti nel passato, ma che garantisca anche queste famiglie. Un grazie anche a tutti i colleghi di questo territorio che si rivedono in un momento così particolare per questa azienda che è la madre delle nostre aziende. Tutti gli indicatori economici danno un segno negativo per quanto riguarda gli elettrodomestici. Noi vorremmo che ci fosse un'iniziativa che partisse dal basso come noi, ma ci fosse anche ovviamente una risposta dal governo. Sappiamo che i mezzi ci sono. Dura la presa di posizione da parte del ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso nell'incontro con i rappresentanti delle regioni. Il piano presentato da Electrolux tuona è inaccettabile. Al tavolo del 25 maggio al Mimit chiederemo all'azienda il suo immediato ritiro. A Castelfranco ora per concludere il nostro viaggio tra i candidati alle imminenti elezioni comunali. La campagna elettorale per le comunali del 24 e 25 maggio entra ormai nelle sue battute finali dopo settimane intense di incontri, confronti e appuntamenti sul territorio. In questo rush conclusivo abbiamo ascoltato gli ultimi due candidati ancora mancanti, chiedendo quale clima si respira oggi in città e come hanno vissuto questa fase decisiva della corsa elettorale. È stata sicuramente una campagna elettorale stimolante ed emozionante. È la mia prima esperienza, come è la prima esperienza della maggior parte di noi, della nostra lista civica indipendente e apartitica, perché non sarei mai stato, diciamo, d'accordo di accettare i diktat di partiti, di qualsiasi partito. È stata una buona campagna elettorale, sono contenta perché fin dall'inizio ho detto che volevo fare una campagna sulle idee, una campagna propositiva, e quindi sono contenta del risultato. In questi giorni i
candidati hanno continuato ad incontrare cittadini, associazioni e realtà del territorio per ascoltare problemi, proposte e aspettative in vista del voto. Un contatto diretto che ha accompagnato tutta la campagna elettorale, e allora abbiamo chiesto loro quali sono state le richieste e i temi che più spesso sono emersi nel confronto con i cittadini. Ci sono tanti punti che i cittadini evidentemente hanno a cuore. Innanzitutto la sicurezza. Noi infatti ci proponiamo di aumentare considerevolmente quella che è il controllo del territorio. Non vogliamo che certe derive che possiamo vedere nelle grandi città, ma purtroppo iniziano a manifestarsi anche qui a Castelfranco, possano prendere piede, anzi le vogliamo proprio contrastare, anche con il controllo del vicinato. Ci sono tantissime richieste e tante sono già presenti anche nel nostro programma. Sicuramente quelle prevalenti sono state la cura dell'ospedale, che è un tema che i cittadini sentono molto, ma che sono appunto è parte del nostro programma elettorale. C'è l'attenzione ai giovani, e anche su questo abbiamo puntato molto, e infine c'è l'attenzione ai quartieri e alle frazioni. Anche qui noi abbiamo pensato proprio a un assessorato per i rapporti con frazioni e quartieri. Pubblicità fra poco. Di nuovo in diretta, i temi dell'economia ci portano a Conegliano. Un bilancio sicuramente che va ancora ad rafforzare quello che è una dotazione patrimoniale molto importante, ma quindi permetterà ulteriormente di poter contribuire ad incrementare ancora gli affidamenti sul territorio. All'Arena di Conegliano l'assemblea dei soci di Banca Prealpi San Biagio, l'istituto di credito cooperativo che costituisce la prima banca del gruppo Cassa Centrale. In presenza 1.600 soci che hanno approvato il bilancio 2025. Raccolta a quota 7 milioni più 7,9%, patrimonio netto a 616 milioni di euro più 10,4% grazie a un utile netto di quasi 65 milioni. Un bilancio quindi che può essere considerato come una in continuità con quelli avvenuti negli ultimi anni, ma finalizzato ad portare novità nella compagine. Solidità è elemento vitale per un istituto di credito di fronte a uno scenario internazionale di conflitti e conseguente crisi economica. Quello che deve fare una banca come la nostra, che è fondamentale per un territorio, è rimanere sana, rimanere pronta ad intervenire laddove ci siano dei momenti difficili e soprattutto essere un punto di riferimento solido per le famiglie e per le imprese. L'Assemblea ha approvato il rinnovo degli organi sociali e presentato il progetto legato ai soci più giovani e Smart, una app per gestire le proprie operazioni in via telematica. L'istituto di credito cooperativo sostiene anche 3 mutue a Tarzo, Fossalta ed Este. Grande rilievo, come hanno confermato con la loro testimonianza associazioni e realtà del sociale, anche per la beneficenza nel territorio. L'Assemblea ha deliberato la erogazione di 6 milioni e mezzo di euro a favore della beneficenza e delle erogazioni liberali, e credo che questo sia un altro elemento caratteristico e altro molto importante, perché sono utili del territorio che ritornano al territorio. Terremoto nel mondo dello sport trevigiano, vediamo perché. 80 anni di storia, centinaia di ragazzi cresciuti sui campi di calcio e oggi una scelta definita dolorosa ma inevitabile. A fine stagione il direttivo della Condor Treviso si dimetterà. Una decisione pesante annunciata con una lunga lettera nella quale la società punta il dito contro quella che definisce una totale assenza di dialogo con l'amministrazione comunale. La Condor parla di strutture fatiscenti, campi non adeguati, illuminazione obsoleta e soprattutto dell'assenza da 4 anni di un rinnovo della convenzione per l'impianto sportivo di Sant'Angelo, situazione che avrebbe impedito ogni programmazione futura. Ma il tema va oltre il calcio. La società ricorda il proprio ruolo sociale, fino a 500 tesserati a stagione, atleti provenienti da 14 nazioni diverse, attività di inclusione e contrasto al disagio giovanile portate avanti esclusivamente grazie al lavoro dei volontari. Nel mirino anche il progressivo impoverimento del panorama calcistico cittadino, con sempre meno società attive sul territorio e il rischio, denunciano i dirigenti, di lasciare molti giovani senza punti di riferimento educativi e sportivi. Il Consiglio uscente sottolinea
determina però di lasciare una società economicamente sana e senza debiti, nella speranza che una nuova dirigenza possa trovare condizioni diverse per continuare una delle esperienze sportive più storiche della città. La società ha convocato per giovedì mattina una conferenza stampa per chiarire tutti i punti e le motivazioni della sofferta decisione. E a Treviso è in arrivo l'Onda Pride. Torna a distanza di 10 anni dal primo il Gay Pride a Treviso. Si celebrerà sabato 20 giugno, un momento collettivo dedicato a ribadire diritti, dignità e lotta contro ogni discriminazione, nonostante la Costituzione e varie carte europee sanciscano i principi di uguaglianza. Dopo le dichiarazioni della sindaca di Rovigo, che lo ha definito un circo esibizionista, la comunità LGBTQIA+ è ancora più determinata a difendere i propri diritti. Ha fatto delle dichiarazioni veramente sconvenienti, ostili e anacronistiche. Ricordo che siamo nel 2026, infatti tutta la nostra solidarietà all'intera città di Rovigo, anche perché insomma la sindaca non pare all'altezza. Anche per questo le associazioni chiedono alle istituzioni di prendere posizione attraverso una lettera. Nella lettera che faremo a tutti i rappresentanti delle istituzioni del territorio, quindi quelli eletti a livello provinciale, a livello comunale e a livello regionale, chiederemo sostegno per il nostro Pride 2026 e chiediamo appunto il sostegno perché ci mettano anche loro la faccia e ci appoggino nella nostra causa. Sfileranno Coordinamento LGBTE, Agedo, Collettivo Le Miriadi, Binario 1, Rete degli Studenti Medi, CGL e l'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto, che patrocina l'evento, contro tutte le disuguaglianze che permangono anche nei luoghi di lavoro. Poi è anche vero che in alcuni luoghi di lavoro abbiamo affrontato delle situazioni di difficoltà anche per quanto riguarda l'orientamento sessuale. È importante anche dire che la CGL appunto è scevra da qualsiasi tipo di pregiudizio rispetto a qualsiasi tipo di orientamento sessuale, politico, religioso e di quant'altro, quindi ancora di più convintamente ci siamo insomma in queste presidi. Che esistono ancora famiglie che al giorno d'oggi rifiutano completamente i figli e le figlie per questo motivo. Tanti vengono proprio cacciati di casa, sembra assurdo, però succedono queste cose. Purtroppo sì, anche nel mondo dell'arte, nel campo artistico e musicale si trovano ancora tante discriminazioni ed è per questo che con la mia musica cerco il più possibile di far capire che all'effettivo il mio personaggio non è nient'altro che una persona che vive come qualsiasi altra persona. Partenza dalla Palla di Ferro di Via Roma per raggiungere Piazza Matteotti, dedicato al socialista, simbolo della lotta antifascista. Noi adesso andiamo a Belluno. In primo piano l'harakiri clamoroso del centrodestra alle elezioni provinciali che preoccupa il presidente Staunowo polacco. Credo che tutte le componenti che sono state elette in provincia debbano fare una riflessione su quale sia la strategia migliore affinché la provincia possa governare le tante partite che ci sono sul tavolo. Insomma, ecco, un'ingovernabilità semplicemente secondo me porterebbe a una dimissione del Consiglio provinciale del Presidente, una rinomina di un nuovo Consiglio che abbia una stabilità. Dritto per dritto, senza mezzi termini, dimissioni e nuovo voto a Palazzo Piloni se tutti i consiglieri eletti non accetteranno di lavorare insieme. Il Presidente della provincia di Belluno, Staunowo polacco, a bocce ferme, sa che il risultato delle urne ha consegnato un quadro non propriamente sereno. Rispetto al 2024 il centro-sinistra, grazie ai quasi 4.000 voti ponderati in più, ha guadagnato un consigliere. I civici hanno consolidato la loro posizione, mentre il centrodestra si è reso protagonista di un harakiri clamoroso, 8.000 i voti ponderati in meno. Fuori dal gruppo i candidati di Fratelli d'Italia, e non solo perché nella conta è mancato il voto pesante del capogruppo di Belluno, Alessandro Farina, oggi capro espiatorio di una debacle che fotografa il clima pesante nel centrodestra bellunese. Adesso ci dobbiamo confrontare con la realtà e la provincia deve essere gestita da un gruppo di persone che abbiano la volontà di affrontare tematiche importanti che vanno a favore del territorio e quindi c'è bisogno, a mio parere, di una presa di responsabilità da parte di tutti. Il nuovo Consiglio provinciale sarà convocato per la prossima settimana. Nel gruppo di centrodestra siedono i riconfermati Marzio Soville e Alberto Vettoretto per la Lega, Donatella De Pellegrini e Alberto Peterle Forza Italia. Fra i civici di Obiettivo Provincia fa il bis Vanessa De Francesca con la new entry Renzo Minella, mentre futura centrosinistra bellunese, vero trio
trionfatore, riporta in consiglio Cindy Manusci, top preferenze, e Nicola Viecili con Ilenia Bavasso e Chiara Cesa. Serietà e sinergia chiede a tutti Staunovo polacco, deciso a definire la partita in tempi strettissimi. Non credo ci possiamo permettere di avere quotidianamente delle situazioni di incertezza sui temi da affrontare. Insomma, su questo credo di essere abbastanza maturo per capirlo e che quindi la riflessione va fatta subito, garantendo da qua ai prossimi 2 anni o stabilità o un rinnovo di nuovo, insomma, ecco. Ed è una Caporetto, lo avete capito, soprattutto per Fratelli d'Italia. Sicuramente ci sono mancati dei voti proprio di chi non si è recato al seggio a votare, diciamo in gran parte delle fasce, e alcuni voti che effettivamente hanno guardato altrove. La delusione e l'amarezza restano, ma a giochi fatti i toni si distendono. Galligaro, coordinatrice provinciale di Fratelli d'Italia, difende le logiche che hanno portato alla scelta dei candidati condivisi dal coordinamento, sostiene, mentre in realtà si sa che i dissidi interni sono maturati proprio a causa della scelta dei componenti della lista di Progetto Dolomiti. Quando un mese e mezzo fa si è capito che il nome di Pierluigi Svaluto Ferro non avrebbe potuto oltrepassare i niet superiori, il suo principale sostenitore, l'assessore regionale Dario Bond, ha tirato i remi in barca e si è messo sull'Aventino. Sul mancato voto del capogruppo di Fratelli d'Italia a Belluno, Alessandro Farina, Galligaro è netta, convocherà un incontro per andare a fondo, afferma, convinta a rimanere saldamente al suo posto. Non penso veramente che ci sia una colpa specifica da parte mia o da parte del coordinamento. Sicuramente soddisfatto il Partito Democratico, che con Futura Centrosinistra è cresciuto in consensi in un panorama provinciale molto difficile, afferma il segretario Alessandro Del Bianco, e per il fallimento totale del progetto politico di Fratelli d'Italia. Ma il tema di giornata sono le dichiarazioni esclusive ai nostri microfoni del presidente Staunovo polacco. A me fanno particolarmente sorridere anche un po' le dichiarazioni del presidente della provincia di Belluno, Marco Staunovo, quando dice ora serve la governabilità. Marco Staunovo è un personaggio politico, è un presidente voluto dal centrodestra. È chiaro che lui si deve rivolgere in primis al centrodestra. È evidente che devono risolvere dei problemi politici forti al loro interno, che nulla hanno a che fare purtroppo con il bene del territorio e con i programmi reali di governo di questa provincia, ma è altrettanto chiaro che da noi non troveranno certo sponde. Soddisfatta la Lega per il risultato in continuità, così come il BARD per i 2 civici che in campagna elettorale hanno evidenziato come la Del Rio non sia più in grado di governare una provincia complessa e fragile come quella di Belluno, che politicamente oggi è rappresentata da 3 consiglieri su 10 del comune capoluogo e nessun rappresentante per Lagordino. Per noi è tutto, subito dopo la sigla c'è il meteo, buona serata.